Io poi ti chiedo in conferenza, ti chiedo se siete motivati, se volete dare un'emozione. E non ti chiedo il sottopunta ideale contro il Milan. Va bene amici bellini, va bene, va bene. Le formazioni ne ho prese 21 giocatori su 22, ho indovinato pure tranne Messias, quindi insomma vai. Esatto, Bobotta. Bravo Polita, vai Zelis. Bobottissimo! Dai Osi. Un poco prima. Quello che hai fatto va bene, solo un poco prima. Bravo, stringiti la mano, abbracciati, ci siamo capiti. Bravo Politano col destro, maronnami. Un po' di calcio champagnesco. Fallo questo però, Bravo Fabiano. Si sente, il San Paolo. Pioli, smettila di chiamare falli. Koulibaly. Signori, non c'è la live, tengo il che fare, quindi le cose tattiche già le cominciate a sentire adesso e domani l'analisi approfondita con la live. Iscrivetevi al canale. Troppo spazio. Ah, devi ammonire per simulazione. Orsato, non mi piace, no? Cioè, quello sta così, tu ti butti a terra e chiedi devi ammonire per simulazione. Non gliel'ha data a Politano. Dai, dillo, Di Lorenzo. Vai, Dilo. Bravo Mario Rui. Bravo Fabian. Koulibaly. Bravo, sì. Provaci poi. Bellissimo. Qualcuno che lo segua. Osi, un poco prima. Va struppiato. Vai giù, rigore. Rigore! Gli dà un calcio sulla caviglia, il pallone non lo vede proprio. Va bene, lasciate i non mi piace. Rigore di Bennacer, rigore di Osimhen. Va bene? Va benissimo. Attenzione. Bravo Rachmani. Non c'era il fallo di Mario di Tomori. Diciamo quando non c'è. Gli altri... No, mamma mia, miracolo di Ospina. Miracolo. Ma era fallo. Ma come se n'è andato in mezzo a due. Bravo Fabian. Attenzione Fabian, mamma mia. Brutta ferita per Giroud, È brutto da vedere. Bisogna essere onesti, è brutto proprio. Attenzione. Facile. C'ha calpestata caviglia. Bravo Koulibaly. Maron. Tonali, Tutti e due centrali ammoniti. Ospina! Fatemi dire che questo giallo a Giroud è eccessivo, perché non c'è intenzione di fare male a Ospina. Non li diciamo tutte le cose. Tutte. Attenzione Insigne, attenzione con questi passaggi. La risposta di Politano a Spalletti che urla. Ve lo ripeto che urla per tutto il tempo. Dove cazzo vado? Gliel'ha detto proprio. Fabian. Attenzione. Mamma mia. Sempre due addosso ce n'ha Osimhen. Io dico Mertens. Dico anche Lozano. Capitemi. Dopo la scaramuccia, insomma, quelli che si sono detti Politano e Spalletti, Lozano che aiuta, magari. Male. Va bene ragazzi, c'è equilibrium, quindi servirebbero i vostri like per far sbloccare questa partita. Però i like poi arrivano dopo, quindi voi già lo sapete. Voi siete i lurcatori, qualcuno, gli amici belli lurcatori, fate quello che volete. Va bene, ricominciamo. Sono stato anche, rispetto ai commenti che leggo a fine primo tempo, sono stato anche abbastanza generoso sui rigori. Ma giochiamo tranquillo. Mario Rui, pure si teneva a flash, non ci poteva arrivarlo. Bravo Koulibaly. Inzi. No, il mazzo. Questo è il mazzo scassato. Il mazzo scassato è questo qua. Cioè quello tira che va proprio fuori e quello si trova con la deviazione. Fuori gioco. Mazzo giusto all'ultimo momento. Bravo, sì. Bravo. Centrale. Adesso voglio vedere più Napoli, però. Più nell'area. Riempire di più l'aria.
Troppo solo Sim, troppo isolato. Attenzione, maronna mia. Soli. 2 volte da soli. Ma se sta quello solo lui, ma che deve fare? Fammi vedere che fai solo tu. La metti in mezzo e non c'è nessuno. Lo capite? Siamo diventati il Napoli di Olivieri oggi. Palla lunga, amburgita e speriamo. No. Guarda come sta basso Zielinski. Spalletti, siamo al 60°. Io poi ti chiedo in conferenza, ti chiedo se siete motivati, se volete dare un'emozione. E non ti chiedo il sottopunta ideale contro il Milan. Se Fabian fa così è la fine. È la fine. Mamma mia, Leao. Buono. Koulibaly non c'è più. Si sono fermati, il Milan si è fermato, non attacca più. Dai, premiala. Bravo, mettila. Bravo, botta. Buona. Quindi entrano Elmas e Unas. E vuol dire che Zielinski deve segnare lui. Mi sembra evidente. Stiamo giocando sul discorso superstite di quello che ha detto Spalletti. Per forza. Bravo lui. Bravo. Mannaggia. Ve l'ho detto, Spalletti sta pensando che Fabian segna, cioè che Zielinski segna perché ha tolto a Fabian, quindi così. Sono visioni, gli allenatori visionari e metafisici. Vai Unas, le forze misteriose. Sei tu con la forza Immagino che Elmas scende al centrocampo con Anghissà e vediamo Lozano più avanti. Però un po' tardivi. Vai! Maronna santa! Alza sto pallone, Unas! Il Ciuchi! Bravo! Subito! Bravo, sì! Bravo Lozano, vai Mertens! Dai! Sì! Ma no, Di Lorenzo l'hai tirato a bocca! Bravo Lozzi! Devi ammonire dopo, eh? No, Anghissà, no. Non l'ha ammonito Florenzi? Chiedo per la regia perché questi sono falli che a noi c'erano ai Rachmani e che c'era un fallo prima su Polita su Di Lorenzo. Osimhen, stai solo tu! Maronna mia! Mamma mia, Ospina deve salvare il risultato. È normale che ci prova perché sei frustrato e non c'è spazio. Dai, lo vedi bene al centro. Fuori gioco. Non è fuori gioco. No, Mario Ruma. Bravo, ma però è finita. Cioè, quello che doveva essere ammonito prima su... No, ma non cambia niente, resta che è troppo poco Napoli, abbiamo giocato proprio poco, l'inizio bene, insomma un bel approccio e poi ci siamo squagliati, sono cresciuti loro, noi pochissimo. Troppo poco Napoli. Mamma mia, questo calcio di punizione, non me la posso prendere con Di Lorenzo, ha giocato 670 partite, non me la posso prendere con lui. Vai, mamma mia. Ma ho sentito un boato che cosa giocavamo? A San Siro? Dove sta il San Paolo? Il Maradona, perdonatemi. Malissimo. Siamo delusi sicuramente. Non guardate la classifica, guardate la prestazione, guardate le scelte di Spalletti e ne parliamo domani. Non arrivano i like e quindi male proprio. Ciao, da New York, Valerio Fluido, va a faticare. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.